alla San Giovannella che ora può battere l'angolo con Dell'Anno dentro l'area di rigore, lo stacco di testa, poi sotto misura arriva il gol del vantaggio dello zio Mauro Maccarese. San Giovannella, l'ultima deviazione è del numero 91 Cipollone, vantaggio 1-0. Mulon lancia lungo, Dell'Anno con molto mestiere supera l'avversario, Dell'Anno si accentra, Dell'Anno questa volta è la terza occasione buona, è quella che vale il gol del 2-0 dello zio Mauro Maccarese. Ci ha provato 2 volte, ha fallito, alla terza ha punito Cesaro. Va Cesaro, fortissimo, anche centrale, batte comunque Molon. La Pisana riapre la partita con un gol sul calcio di punizione. Pagliuca vince il rimpallo, Pagliuca ha stracciato la rete con un sinistro devastante. 2-2 della Pisana che raddrizza la partita come spesso era successo nelle prime giornate di Lega. Un primo tempo bruttino, un secondo tempo buono. Ormai siamo 3 minuti oltre il tempo regolamentare con Dell'Anno che ci prova al volo e ancora De Bernardo, Dell'Era vince il palo, Dell'Era! Lo zio Mauro Maccarese, San Giovannella vince la partita per 2 volte, avanti 2-0, si è fatta recuperare dalla Pisana e poi all'ultimo minuto ha segnato il 3-2 con Dell'Era.